Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Eccoci qua, buon pomeriggio, di nuovo in collegamento per quanto riguarda friulitv.net. Abbiamo con noi l'onorevole Elena Lizzi, eurodeputata della Lega al Parlamento europeo. Ci scusiamo un attimo, ma stiamo correggendo anche la didascalia perché era previsto un altro collegamento, ma è saltato l'ultimo minuto e abbiamo recuperato proprio l'eurodeputata Elena Lizzi per parlare insieme a voi di quello che accade in questo caso a Bruxelles. Dunque, in attesa anche di correggere un attimo la didascalia, saluto innanzitutto e ringrazio per la partecipazione. Buonasera onorevole. Buonasera a voi, buonasera a tutti, grazie a voi per l'ospitalità. Benissimo, allora tra poco parleremo con lei per quanto riguarda quello che accade a Bruxelles. Allora, innanzitutto due notizie al volo. Per quanto riguarda i casi di Covid in Friuli Venezia Giulia, nel dettaglio, dai dati odierni, in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani, sono stati rilevati 2 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Sul fronte del sistema sanitario regionale, da registrare nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo. Restando in tema, facciamo proprio un veloce calcolo, sono 1408 i tamponi molecolari, rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,68%. Sono inoltre 489 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi, pari al 10,02%. I decessi sono 20, a cui si aggiungono 4 pregressi afferenti al periodo che va dal 12 al 29 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61, mentre in quelli nati reparti 593. L'ho comunicato come sempre nella nota al vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Decessi complessivamente sono 2418. I clinicamente guariti salgono a 1563, i totalmente guariti 52.373, mentre le persone in isolamento 10.655. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 67.633 persone, alle quali si aggiungono nel totale 815 da fuori regione. Allora, apriamo il tema dedicato al Parlamento europeo con Elena Lizzi. Allora, cosa ci racconta rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, onorevole? Beh, in questi giorni naturalmente la questione dei vaccini la fa da padrone, perché chiaramente il blocco delle consegne ha messo a dura prova naturalmente gli Stati membri, ma anche le strutture dell'Unione Europea che operavano da quest'estate rispetto alla ricerca alla contrattazione proprio per le forniture. Adesso chiaramente emerge anche la difficoltà di avere dei siti produttivi che diano capienza sufficiente per poter produrre i vaccini in quantità tale da arrivare a tutti i cittadini europei, ma ovviamente non solo quelli europei. E quindi questo, diciamo, è l'argomento principe. A cui si aggiungono però le novità che riguardano un po' chiaramente anche le tensioni che ci sono nei diversi Stati membri perché abbiamo visto che ci sono anche diverse manifestazioni che si svolgono sulle piazze ormai e c'è anche una grande preoccupazione sul fronte del lavoro, perché naturalmente ci sono anche molti segnali e abbiamo sentito anche i dati dell'Istat di oggi che riguardano l'Italia, molti segnali, dicevo, che all'emergenza sanitaria si aggiunga anche una emergenza sociale ed economica forse maggiore di quella che finora era stata temuta. Oggi, per esempio, abbiamo parlato di questo anche nella Commissione Lavoro, per dire.
certo. Lei sta sempre operando, se non sbaglio, in collegamento in streaming, insomma, no? Tanto per essere chiari. Sì, da prima di Natale ormai, perché comunque a parte il fatto che i viaggi sono contingentati, molto spesso non farei neanche in tempo ad arrivare nella commissione in cui magari dovrei anche operare, ma non solo, c'è anche una forte restrizione e ci sono anche delle misure forti di controllo, per cui noi dovremmo fare il tampone prima di partire, appena arrivati, fare la quarantena, rifarlo prima di partire e farlo di nuovo appena arrivati. Quindi è un Certo. modo di lavorare un po' complicato, chiaramente, a cui dobbiamo giustamente sottostare in questo momento. Quindi siccome molti argomenti e molti lavori adesso possono essere svolti anche in collegamento, in questo periodo ancora credo per tutto questo mese opererò così. Poi può darsi anche che magari per la plenaria decida di salire. Questo lo valuterò giorno per giorno. Giorno per giorno, insomma, come si dice. Senta, questi benedetti soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, in attesa di capire soprattutto cosa succederà a Roma con Conte Ter, Conte Bis Ter e via dicendo, cosa ci racconta? Beh, posso raccontarvi proprio quello che è successo oggi. Io oggi proprio in commissione lavoro ho chiesto al commissario Schmidt quali sono le misure che si pensano di adottare nella transizione per affrontare proprio la digitalizzazione e il cambiamento verso il Green Deal. E ho fatto proprio il caso dell'Italia, ma non è solo l'Italia che deve affrontare in questo momento gravi perdite in tema di lavoro. E su questo fronte lui, giustamente devo dire, perché la domanda era stata posta proprio anche perché rispondesse così, ma perché questo tipo di risposta è un appello anche al governo e alle forze parlamentari di trovare una soluzione rapida per un nuovo governo oppure di restituire la parola agli elettori. La risposta è Chiaro, stata: ci sono i fondi del recovery, o ci saranno, perché io voglio dire ci saranno perché ancora non ci sono, adesso sono sulla carta. Gli stati membri devono muoversi e produrre rapidamente i piani di ripresa e resilienza, perché solo con quelli si potrà dare una sferzata all'economia, e quindi gli stati devono produrre quanto prima in modo completo anche le proposte. Noi abbiamo fatto anche una piccola analisi sulla proposta che in bozza adesso è stata approvata dal governo dimissionario e abbiamo una serie di perplessità perché sono 170 pagine più o meno in cui si parla sicuramente delle grandi griglie, ma non si va a delineare e a declinare l'operatività specifica all'interno dei singoli settori, cioè non certo. hanno fatto altro che prendere le direttive, intercalare alcune cifre, però mentre nella prefazione dicono di averla condivisa con le parti sociali o con gli enti locali o con i territori, di fatto questo percorso è tutto da iniziare e molto probabilmente alla base di questa chiusura che il governo ha avuto nella redazione della prima bozza si nasconde proprio la motivazione della rottura che diciamo, è tutta sotto i nostri occhi. Si parla di sostegno alla digitalizzazione, si parla anche di Green Deal, c'è un riparto di somme piuttosto sommario, c'è il piano Sud. Volevo spiegare, mi permetta, onorevole, per chi non lo sa che cos'è il Green Deal, perché magari si sente tanto Ah, parlare, sì. sa, questi termini inglesi a volte confondono l'idea delle persone, no? Cioè si parla molto in inglese per far capire che si è bravi a conoscere la lingua d'oltremanica, come si dice in questi casi, o la cosiddetta lingua internazionale, però poi magari anche la persona comune non sa di che cosa si parla. Vogliamo spiegare che cos'è il Green Deal? Allora, il Parlamento europeo, in accordo con la Commissione europea, ha decretato l'emergenza climatica, a fronte della quale ha deciso di raggiungere la decarbonizzazione, quindi la neutralità diciamo, del vivere sul pianeta, di noi esseri umani con le nostre attività comuni e con le nostre attività produttive entro il 2050.
E questo è definito il Green Deal sostanzialmente, cioè una conversione del nostro stile di vita verso uno stile di vita che sia neutro per il pianeta. Ovviamente è un obiettivo molto elevato, noi l'abbiamo diciamo criticato perché all'inizio non era stato minimamente accompagnato da percorsi di transizione e non era chiaro nella prima istanza come si sarebbero affrontate, per esempio, no, le scelte. Faccio un semplice esempio sulla mobilità. Quale sarà la macchina che compreremo fra 5 anni o 10 anni? Con quale energia o forza motrice dovrà muoversi? Queste risposte non arrivano e in assenza di queste risposte si è creato una specie di stallo anche in una serie di settori produttivi che attendono di avere delle linee guida entro le quali muoversi. Oltre a questo, ovviamente poi è arrivata l'emergenza sanitaria generata dalla pandemia e in questo momento ancora non sono note le priorità metodologiche, no? E le tecnologie che saranno di riferimento per la partenza di una nuova economia che diciamo a grandi linee noi possiamo anche condividere sotto il profilo degli scopi, ma non siamo tranquilli perché non ci viene detto quale forza motrice sostituirà gli idrocarburi. Adesso si parla di idrogeno, ma fino a qualche mese fa si parlava di energia elettrica e basta. Quindi Ecco, c'è si un po' parlava molto, di... no, di questa cosa dell'elettrico, tra l'altro, come lei Sì. mi ha sottolineato, no? Si parlava tanto, era un po' la nuova frontiera, no? Poi qualcuno si è Sì. accorto che con l'elettrico va bene da una parte, ma attenzione, c'è qualcosa che non va dall'altra, no? Beh, ci sono tanti aspetti nel percorso della conversione alla fonte di energia elettrica. L'energia elettrica potrebbe essere buona se prodotta da fonti rinnovabili, però arrivare a produrre a sufficienza energia elettrica solo da fonti rinnovabili è un percorso alquanto difficile e sicuramente può essere solo che lungo. Non solo, ma alcuni, oltre all'energia elettrica, per la costruzione, per esempio, di alcuni mezzi di trasporto, per fare un solo esempio, è necessario andare ad acquisire, ad acquistare e non è ancora chiaro con quale modalità dal punto di vista della sostenibilità e dell'etica anche delle materie prime in paesi dove molto probabilmente si andranno ad incentivare lo sfruttamento minorile e lo sfruttamento diciamo di risorse in paesi che non hanno regimi democratici, quindi con il rischio di andare ad incentivare dei mercati e dei sistemi di potere che possono essere pericolosi. Certo. Quindi questi sono argomenti abbastanza complessi e delicati che necessitano probabilmente di approfondimenti e di tempistica alla quale poi assumiamo anche il fatto che bisognerebbe, anzi si dovranno, fare le infrastrutture, le colonnine per rimanere sempre sul tema della mobilità. Oggi stiamo ancora completando il Nord Stream 2, stiamo discutendo nella rete transeuropea dell'energia di dismetterle totalmente quando non sono ancora completate. Quindi c'è un po' di discussione chiaramente che deve trovare una soluzione in particolare per il periodo della transizione, se questo a questo punto sarà il percorso, visto che ormai diciamo è stato approvato e soprattutto non solo in Europa, è stato a quanto pare anche sposato dal nuovo corso politico degli Stati Uniti. Perfetto. Senta, onorevole, facciamo un attimo una capatina anche dalle nostre parti, non può sentire che aria tira non solo a Bruxelles ma anche in Italia. Insomma, abbiamo visto che c'è in corso a Roma ancora per oggi, massimo per domani, insomma, questo mandato un po' strano, no? Esplorativo da parte del Presidente della Camera Fico, che dovrebbe essere il Presidente incaricato, ma in effetti svolge più un ruolo di super partes per capire se innanzitutto esiste o esista una maggioranza per governare questo paese, seconda cosa che soluzioni trovare e terza cosa quale sarà il nome del capo del governo da portare poi al capo dello Stato, da sottoporre al capo dello Stato che a sua volta poi darà l'incarico insomma di formare questo nuovo esecutivo.
sembra quasi una barzelletta, però gira e rigira, insomma, pare, almeno pare, che si tornerà, come tutti abbiamo sottolineato, si tornerà al cosiddetto Conte-Ter con l'attuale maggioranza uscente che ha creato la crisi di governo, che a sua volta si ritorna di nuovo a sedersi ai tavoli, forse ci sarà qualche spostamento, no? Qualche pedina, si parla del rientro di Maria Elena Boschi con un ruolo importante come ministro, insomma, gira e gira, la minestra è sempre quella, dai. Beh, io credo che gli italiani giudicheranno, no, questi comportamenti. Se così sarà, credo che gli italiani dovranno ricordarsi che questi signori, invece di sedersi intorno a un tavolo e risolvere i problemi loro delle varie poltrone, hanno tenuto in ostaggio un paese per oltre 3 settimane. Io non sono così sicura che sarà proprio così. Ci sono troppe cose non dette, molto probabilmente, ci sono troppe cose che ancora non conosciamo, e l'unico dato reale che conosciamo, ed è ulteriore conferma delle preoccupazioni che noi abbiamo avanzato in questi ultimi mesi, è che il governo si è arroccato e chiuso dentro il palazzo senza ascoltare i territori, senza ascoltare le parti sociali, senza ascoltarsi nemmeno tra di loro. Questa è la parte più grave e per questo siamo arrivati a questa condizione in cui il Presidente della Repubblica, dopo aver preso atto della situazione, ha dato un mandato esplorativo, perché chiaramente non poteva bruciare, tra virgolette, un Conte-Ter qualora non ci fossero le condizioni per farlo partire. Molto probabilmente su alcuni dicasteri, qualunque sia o sarà il nuovo capo di governo, ci saranno grandi cambiamenti. Da più parti arriva la richiesta di vedere delle persone che abbiano uno spessore, una credibilità sia interna a livello nazionale che a livello europeo. Abbiamo sentito ieri, credo, anche la posizione di Confindustria, insomma, che non ha risparmiato grandi critiche e osservazioni, no? Sul mandato chiuso. Ha salvato, se vogliamo, il ministro delle finanze, ma però sul resto dei fronti, nelle varie risposte che ha dato, insomma, non è stato molto generoso. Quindi vuol dire che evidentemente dei problemi ci sono sul territorio, ma lo vediamo anche, credo, nei rapporti con la regione, no? Proprio sul recovery abbiamo più volte, da più parti, a più voci, chiesto che vengano ascoltati i territori. Chiaro. Vedremo se il nuovo governo lo farà. Senta, a proposito di territori, poi la lascio, ho sentito, ci sono un po' di acque agitate, no? In particolare a Udine, nella maggioranza, non so se chiaramente non è lei che se ne occupa perché c'è il suo collega Dreosto, no? Questa domanda la dovrei fare a Dreosto, però anche lei direttamente sicuramente interesserà la domanda che le pongo, no? C'è un po' di maretta, no? Ho sentito in maggioranza per l'ennesima volta per quanto riguarda il comune di Udine con Forza Italia che sembra, sempre secondo i rumors, pronta a togliere la spina al governo Fontanini. Sono soltanto battute carnevalesche, tanto per tenere un po' allegre le persone, o c'è qualcosa di vero sotto? Ma guardi, in realtà io sarei anche referente provinciale per la Visto Lega. che lei Quindi è la segretaria provinciale, no? Quindi di fatto ho anche questi contatti, ma a mio modo di vedere, almeno da quello che a me è stato espresso, sono posizioni di singoli. Poi all'interno di un'amministrazione comunale di una città come quella di Udine, chiaramente a volte i ruoli politici prendono il sopravvento sugli aspetti amministrativi che magari dovrebbero competere maggiormente, no? In realtà, secondo me, il dibattito, più che girare sui presunti mal di pancia di qualcuno, dovrebbero girare invece sulla importanza del progetto che il Comune di Udine ha recentemente sposato, e parlo di Udine 2050, che è un progetto che vede un cambiamento epocale della città. Forse le forze politiche di maggioranza e di minoranza farebbero bene sicuramente ad affrontare una tematica come questa
con un po' di tempo in più, prendersi un po' di tempo per analizzarlo e vedere eventualmente se quella sia una progettualità da sposare, cosa che per esempio io penso che potrebbe essere, no? E dare un contributo in quel percorso più che altro su altri sintomi, diciamo Chiaro. così, di raffreddori interni, io sì, francamente non darei molto peso, Non si anche vuole perché le sbilanciare. priorità in questo momento sono ben altre che quelle magari di una possibile, perché non conosco il dettaglio, anche discussione, che comunque in ogni caso andrebbe fatta nei tavoli dovuti, insomma. Poi tra l'altro mi permetta, onorevole, si va verso la campagna di primavera, che sarà una campagna molto interessante per quanto riguarda i rinnovi delle amministrazioni comunali in Friuli Venezia Giulia, no? Tra l'altro due città importanti come Pordenone e Trieste, Trieste. Monfalcone, salvo sorprese, viene posticipata insomma nel 2022 perché chiaramente il sindaco all'epoca è entrata in carica alla fine, no, del 2016 perché le elezioni furono posticipate causa il referendum e via dicendo. Però insomma non c'è solo Monfalcone, pardon, non c'è solo Trieste e Pordenone, ci sono altri importanti feudi, no, da difendere da una parte e evitare insomma di perderli dall'altra. Ecco, questi scenari, si sa che a livello locale la politica nazionale incide fino a un certo punto, no? Lei mi insegna che tutto quello che può accadere a Roma o addirittura a Trieste non è dato per scontato che nel piccolo comune si viaggi a braccetto. Non potrà succedere che i partiti no, si spacchino o addirittura si creino le cosiddette liste civiche civetta, tanto per fare un po' di erbetta e fare un po' di fascio in caso d'emergenza, no? Tanto per essere chiari. Ma guardi, io ho visto, c'è per esempio la Tisana, no? Nella nostra provincia, che è un comune direi importante, poi ci sono Tarcento, Maiano, poi c'è anche Incarni, insomma qualche comune. Ma per esperienza personale, anche perché sto nel mio comune da un po' di anni, normalmente se il gruppo, diciamo, di amministratori o chi si propone per guidare il comune è coeso, le segreterie del partito mediamente non entrano, diciamo, a giudicare più di tanto, a orientare le aggregazioni, e chiaramente bisogna lavorare su squadre che diano risposte. Il centrodestra in questo momento mi pare dia segnali di ampia unione e di solidità. E poi naturalmente all'interno dei paesi è ovvio che in alcuni casi ci debbano essere anche delle liste civiche, perché magari non tutte le persone che si candidano vogliono farlo, diciamo, con un'etichetta politica Chiaro. che magari condividono solo temporaneamente o solo per parte, insomma. Se uno pensa di cercare Certo. di dare una mano e dare il proprio contributo nel proprio comune, non necessariamente vuole, diciamo, schierarsi con un partito, però dovrebbe schierarsi, a mio giudizio, con un metodo di condurre un'amministrazione comunale. Quindi io vedo ancora, tutto sommato, gli orientamenti centrodestra e centrosinistra, quelli ci sono ancora, magari sono meno dichiarati, ma ci sono. E nella prospettiva di eventuali civiche per quanto riguarda il salto di qualità, cioè a livello regionale o addirittura a livello nazionale, secondo lei? A livello nazionale, civiche? Non hanno, credo, abbastanza forza e spazio. A livello regionale, non lo so, qualcuno ha posto il tema di una, diciamo, di una maggiore rappresentanza di un centro, ma io ho visto che negli anni il centro si gonfia e poi si sgonfia, perché alla fine i partiti hanno un peso non banale. Chiaramente i partiti sono rappresentati dalle persone, quindi non c'è solo il simbolo che ha un proprio peso, ma ci sono i valori che quel simbolo rappresenta, le politiche che quel simbolo rappresentano, e normalmente c'è anche sicuramente il capitano, tra virgolette, no? Cioè la persona su cui fare affidamento e su cui riporre la fiducia. Quello determina certamente la differenza, l'abbiamo visto, abbiamo insomma il nostro governatore è tra i migliori d'Italia, non lo dice Elena Lizzi che è sua diciamo
compagna di partito, se vogliamo, compagna per noi forse non è il termine esatto, ma insomma. Certo. Infatti volevo dirle, compagna non è che suona bene nella Lega. No, vabbè, però insomma, diciamo siamo partner all'interno dello stesso partito e non lo dico quindi solo io, che è tra i migliori governatori d'Italia, ma lo dicono le statistiche e soprattutto lo dicono i cittadini, che pur in questo momento così difficile, in questo ultimo anno davvero nefasto, insieme a tutto il gruppo consiliare, alla giunta, insomma, è riuscito a interpretare sempre con grande responsabilità e efficacia un ruolo davvero, davvero molto difficile. Questo penso sia sicuramente una virtù personale, ma anche l'esperienza che lui ha fatto precedentemente in Parlamento ha senz'altro dato le basi per vederlo muovere con così grande efficacia. Io ringrazio l'onorevole Elena Lizzi, eurodeputata della Lega al Parlamento Europeo, grazie ancora e buon lavoro, nonché ricordo segretaria provinciale per quanto riguarda la provincia di Udine del Carroccio. Grazie ancora e buon lavoro e buona serata a lei. Grazie a voi tutti, buon lavoro. E io ringrazio anche i nostri fedelissimi alla visione e all'ascolto, vediamo appuntamento più tardi per gli aggiornamenti in Friuli, Venezia Giulia e anche nel Veneto orientale, perché anche da quelle parti ci stanno cominciando a seguire. Grazie, alla prossima. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.